È una stagione esplosiva che va a toccare molto la sensibilità e l'emotività, quindi largo ai giovani, largo alle grandi promesse della lirica e del concertismo. Riparte da qui la stagione lirica concertistica del Teatro Mario del Monaco, dalle grandi promesse della musica. Dopo il grande successo dello scorso anno, con quasi 1500 abbonamenti e più di 7000 presenze, torna una nuova stagione che oggi pensa già al futuro. Stiamo investendo molto sui giovani, quest'anno la novità sono le nuove promesse, abbiamo un concerto del vincitore del concorso violinistico di Vittorio Veneto con l'orchestra che farà Brahms, e poi abbiamo fatto l'apertura di audizioni a giugno con 160 candidature, e quindi i cast delle opere saranno composti in parte anche da giovani promesse della lirica italiana. 10 appuntamenti, 3 opere, 6 concerti e una matinée per le scuole. Si parte il 27 ottobre. Iniziamo con Bohème, apriamo la stagione, quindi un titolo importante. Siamo alla ricorrenza dei 100 anni di Giacomo Puccini, la scomparsa il prossimo anno del 24, quindi noi partiamo con questo preludio, con Bohème. E poi il via con i concerti. Mi soffermo su quello dedicato a Francesco Malipiero, sono 50 anni dalla morte quest'anno, quindi Malipiero, compositore cresciuto e vissuto anche a Treviso, viene ricordato con questo concerto, ma soprattutto con l'incisione delle sinfonie integrali del compositore. Grandi nomi e appuntamenti per il Teatro Mario del Monaco, che dal 1969 rientra tra i 27 teatri di tradizione italiana, stagione lirica e sinfonica quindi finanziata dal Ministero della Cultura, ma non solo. Le risorse arrivano anche dal Comune di Treviso, che nonostante le difficoltà del momento stringe i denti e punta prezzi di biglietti e abbonamenti calmierati. Confermiamo i prezzi della stagione precedente, vogliamo tenere appunto tariffe basse e biglietteria bassa proprio per dare la possibilità anche ai giovani di avvicinarsi al mondo della lirica e della concertistica.